Carichi, carichi. Somato. Ho fatto una settimana di corso. Ghiacciato. Amici di Sportissimi appassionati di calcio giovanile, ben trovati alla Panormus per la sfida tra Resuttana San Lorenzo e Monreale, valida per il campionato regionale juniores siciliano, girone il girone B, che vede per il momento in testa alla classifica proprio la squadra guidata da mister Di Gaetano, oggi opposta ai Nero-Rosa, oggi in tenuta bianca, guidati da Roberto Magliocco. Una partita sicuramente tutta da seguire, che ovviamente vivremo con le nostre telecamere in diretta integrale. Tra altre cose si sfidano da una parte la squadra che ha avuto la meglio lo scorso anno nel girone insieme al Cus Palermo, squadre che poi hanno dato vita allo spareggio vinto proprio dalla squadra cussina, e l'attuale capolista del girone B, in un testa a testa con la Parma, che dura ormai dall'inizio della stagione. Tutto pronto per l'inizio della gara, primo pallone affidato al Monreale. A breve andremo anche con la lettura delle formazioni, ma prima il fischio. Inizia Resuttana San Lorenzo Monreale col primo pallone che finisce subito in fallo laterale. Formazione del Resuttana San Lorenzo con Belmonte in porta, poi in ordine numerico il numero 2 Tornambè, con il numero 3 Angilella, numero 4 Corsino il capitano, numero 5 Martino, numero 6 Giardina, numero 7 Di Leonardo, numero 8 Aneli, numero 9 Virgilio, numero 10 D'Amico, numero 11 Caciccia. Risponde il Monreale, che qui difende su questo lancio in avanti con Cannella in porta, poi numero 2 Follari, numero 3 Francesco Parlato, numero 4 Randazzo, numero 5 Davì, numero 6 Daniello, numero 7 Carlino, numero 8 Uzzo, numero 9 Costantino, numero 10 Stefano Parlato, numero 11 Seidita. Monreale, ricordo, reduce dalla vittoria convincente contro l'Oratorio San Vincenzo, squadra che ha cercato di mettere in difficoltà la formazione in maglia blu e che per larghi tratti della gara ha anche meritato forse qualcosa in più di quello che è stato il passivo pesante emerso nei 90 minuti del Boncore. Tanto entriamo in cronaca dopo 80 secondi dall'inizio della partita con questo cross intercettato da Francesco Parlato, poi colpo di testa di Daniello. La sfera che si perde in calcio d'angolo, primo corner della partita. L'intervento è stato in realtà di Davì. In ogni caso, primo corner in favore del Resuttana San Lorenzo, che manda a saltare 6 giocatori. In realtà il corner viene battuto corto, poi la palla riproposta in mezzo, intercettata sul passaggio di Caciccia.
Poi qui Parinello non riesce a servire Carlino. Randazzo, palleggio in mezzo al campo da parte del numero 4, oggi preferito a De Cofano in quello che è il classico duello per un posto in mediana per mister Di Gaetano. Intanto la palla recuperata con Carlino che serve 6 dita, fermato col fallo secondo il direttore di gara. Allora calcio di punizione per il Monreale. Con Stefano Parlato che si va a prendere subito il pallone. Sarà lui a effettuare la battuta di questo calcio di punizione. Sono saliti Davì e Francesco Parlato tra i centrali. Dentro anche Uzzo, oltre ovviamente ai 2 attaccanti Costantino e Seidita. C'è il fischio, la battuta di Stefano Parlato a cercare ma non a trovare la porta. È il primo tentativo di marca monrealese. Gioca corto con i suoi difensori Belmonte, poi l'intervento di testa è stato di Francesco Parlato, poi gira palla il Resuttana San Lorenzo con la palla persa da Tornambè. Allora cerca di ripartire il Monreale. Conclusione di Uzzo, respinta, poi a vuoto male Davì in questa giocata, poi reclama un fallo di mano Virgilio, non viene ascoltato dal direttore di gara. Battuta lunga poi a cercare il tentativo di Carlino, alla meglio però la difesa del Resuttana San Lorenzo. Resuttana San Lorenzo che ha preso per oggi in prestito le maglie della prima squadra, solitamente gioca in nero-rosa la squadra di Maiocco, che qui si deve difendere da Seidita. Seidita allunga la falcata, viene fermato in fallo laterale. Sale a battere Follari. Da capire anche quale sarà la disposizione tattica del Monreale. Monreale che solitamente varia spesso dal 4-3-3 anche al 3-5-2 a volte. Qui intanto cerca l'uscita, palla al piede D'Amico, avanza la palla allargata sulla sinistra dove interviene Follari, ritorna però a palleggiare la squadra oggi in maglia bianca, chiude però tutto in questo caso Francesco Parlato. Stefano Parlato prova a stringere, viene affrontato, la palla ce l'ha adesso Uzzo che ricomincia da Cannella che nella gara precedente, quella contro l'Oratorio San Vincenzo, ha lasciato per una settantina di minuti il posto a arrancatore, poi è subentrato anche a causa di una prestazione tutt'altro che esaltante di quello che è a tutti gli effetti il 12° del Monreale. Qui la palla deviata di testa da Daniello, esce Cannella, anticipato anche da Davì, e c'è il secondo calcio d'angolo per il Resuttana San Lorenzo. Porta sulle torri la squadra di casa. Deve saltare Tornambè, anche Martino dentro. La palla che viene messa al centro, esce bene Cannella e dunque si ribatte dallo stesso punto. Terzo angolo in 5 minuti e 40 per il Resuttana. Stessa battuta da sinistra a rientrare, palla rasoterra allontanata, poi il colpo di testa di Carlino che serve più che altro ad alleggerire. Guadagna un buon fallo laterale con D'Amico il Resuttana San Lorenzo. C'è la battuta di Leonardo, poi cerca D'Amico di proteggere il pallone, viene chiuso, la palla viene trattenuta dal numero 10 che però aveva subito fallo in precedenza. Allora calcio di punizione, si porta subito sulla palla Neli che poi viene allontanato da D'Amico, il quale probabilmente col sinistro vuole provarci. San Lorenzo che relativamente al percorso della prima squadra affidata a Vincenzo Giannusa è reduce dalla fondamentale vittoria contro il Gela 2-1 firmato Logrande e Vignone. Ma intanto occhio al calcio di punizione con D'Amico che la fa girare, c'è il tocco della barriera, poi il pallone che rimane lì
Alla fine c'è l'uscita di Cannella, reclamano per un tocco in area di rigore i giocatori del Resuttana San Lorenzo. Adesso il direttore di gara ferma il gioco. Il giocatore del Resuttana San Lorenzo è rimasto a terra. Dovrebbe trattarsi di Virgilio, almeno così sembra. Tanto Corsino, il capitano del Resuttana, va a parlare col direttore di gara per cercare di capire il mancato fischio. Il direttore di gara è inflessibile, allora si ripartirà con una palla che il direttore di gara dovrebbe scodellare in favore del Monreale, visto che è arrivato il fischio. Si riparte da Follari che appoggia a Cannella, tutto ok per Virgilio, che aveva reclamato il calcio di rigore per il contatto in area. Attenzione qui alla corsa da parte di Costantino, fermato. Poi Francesco Parlato alza questa palla verso Uzzo, anticipato in maniera vigorosa da Aneli, che secondo l'arbitro ha commesso, anzi sì, ha commesso fallo ai danni di Uzzo. Allora punizione Monreale con Randazzo sul punto di battuta. Palla in avanti, il controllo, poi allontana il centrocampo del Resuttana San Lorenzo con Anelli che viene però fermato. Allora avanza Carlino, lo scambio con Costantino, chiude ancora la difesa di casa. Francesco Parlato cerca di scartare verso l'esterno, viene chiuso però dall'intervento di Di Leonardo. Battuta lunga di Francesco Parlato, il colpo di testa di Tornambè, poi al volo male Carlino. Allora può provare ad uscire il Resuttana, ma chiude bene ancora Carlino che recupera, serve Seidita. Seidita al cross, ribattuto, calcio d'angolo. L'azione che se ho visto bene è stata di Angilella. E allora occhio al corner, il primo della partita anche per il Monreale dopo i 3 battuti dal Resuttana. Giocata corta con Seidita che propone al centro, il tiro al volo da parte di Uzzo, anzi da parte di Davì, e c'è stata la palla bloccata da Belmonte che batte subito a cercare Virgilio. Poi ancora la palla che torna al numero 9 dopo la chiusura della difesa. Intervento ai danni di Caciccia, prova a scappare dall'altra parte Costantino, fermato però dal buon intervento da parte di Giardina che ha anche subito fallo. Allora calcio di punizione già battuto dal Resuttana con Belmonte che allarga verso Tornambè. La girata subito in avanti da parte di Anelli, colpo di testa di Francesco Parlato, insegue il pallone Caciccia ma lo anticipa Daniello che alza questo lob. Palla direttamente in fallo laterale messa dal numero 6 maglia blu. Si riparte da Anelli che scarta verso l'interno, propone in mezzo questa palla controllata da Di Leonardo, il cross sul secondo palo, stava per trasformarsi in un tiro, nessuno, in primis Caciccia, ha inseguito il pallone sul secondo palo. Difesa del Monreale non perfetta in questa circostanza, palla che si è persa fuori con Cannella che l'ha fatta scorrere prima di andare a rinvio lungo con i piedi. Costantino anticipato agevolmente da Giardina, la palla calciata in avanti da Caciccia, il pallone che si perde in fallo laterale. Qui allontana Corsino, cerca di controllarla, alla fine ci riesce Virgilio che però non trova compagnia a servire, reclamato un fallo di mano di Francesco Parlato non secondo l'arbitro. Poi Randazzo male, palla che si perde fuori. La rimessa per Tornambè che appoggia su Anelli. Anelli fermato da Uzzo, vediamo se riesce a uscire il Monreale ma è costretto a spazzare. Chiaramente il campo della Panomus molto stretto che non consente grossi fraseggi. Qui Stefano Parlato prova ad uscire palla al piede, il lancio a cercare Seidita ma anche qui si chiude molto bene la difesa del Resuttana con Belmonte che spazza via, colpo di testa di Daniello, Randazzo stop e gira, poi Follari per Carlino, Costantino di prima, cerca Seidita, lo trova, tiene il pallone in campo il numero 11 che dribbla un avversario, poi cerca il passaggio, viene fermato
Ancora il Resultana che imposta, servizio largo per Tornambè, appoggio indietro per Martino. Martino alza la testa, cerca di lanciare sul lato sinistro dove non può arrivare Cacicia, palla troppo lunga, indicazioni da parte di mister Roberto Maiocco, un'istituzione del calcio a Palermo, uno di quelli che ha fatto calcio anche ad alti livelli, sua esperienza migliore senza dubbio negli anni 90, quando era il bomber della Salernitana, che sferò anche la Serie B, fermata soltanto dalle Genoa. Qui intanto la conclusione tentata senza fortuna da Tornambè in permesso accordato sulla fascia destra. La palla che attraversa tutta l'area di rigore e si perde fuori. Resultana che si sta facendo preferire per gioco espresso al Monreale dopo i primi quasi 13 minuti. Qui intanto buona l'uscita palla al piede di Giardina che subisce il fallo di Costantino, protesta il numero 9, però sensazione che il contatto ci fosse. E Resultana che ha già rimesso in gioco il pallone con Martino, riceve Corsino, poi Anelli, si gira, allarga a sinistra per Angilella che scende, viene fermato da Daniello il suo passaggio. Sei dita, l'anticipo su Carlino, poi spazza via Randazzo. E Monreale che per il momento non riesce a imporre gioco con il lancio da parte di Martino, colpo di testa da parte di Francesco Parlato, poi il sombrero da parte di Carlino che la meglio anche su Corsino. Ora però il capitano del Resultana San Lorenzo a girare a sinistra, poi la palla che finisce fuori, ultimo tocco da parte di Randazzo. Virgilio apre bene, trova uno sfogo in Tornambè, poi Corsino lungo, Francesco Parlato perde palla, attenzione in area di rigore il Resultana con la palla calciata da D'Amico e respinta da Davi in maniera provvidenziale. Questa poteva essere una grande occasione per la squadra di Maiocco, che qui ritrova il possesso palla dopo l'allontanamento da parte di Carlino. Rimessa affidata alle mani di Angilella, controllo spalle alla porta da parte di Virgilio, alla meglio sei dita, duello tra attaccanti vinto dal numero 9 del Resultana San Lorenzo, che qui gioca a destra con Tornambè, palla deviata in fallo laterale da Stefano Parlato, assoluto protagonista della partita vinta contro l'Oratorio San Vincenzo, soprattutto nel primo tempo, con un gol e 2 assist per i compagni. Tornambè con le mani, lungo a cercare e a trovare Virgilio che però non controlla bene. C'è però Anelli che salta a Randazzo, ancora Anelli in percussione centrale, fermato da Daniello, poi il rimpallo che favorisce l'intervento di Cannella. Lungo con le mani, trova facilmente la metà campo avversaria Cannella. Qui mister Di Gaetano che reclama una spinta ai danni di sei dita, ma nel frattempo i suoi giocatori hanno recuperato palla. Stefano Parlato, tocco Peruzzo, dai, forte, Francesco forte. Parlato in uscita, recupera palla, poi il fallo laterale per il Resultana. Perde palla la squadra di casa, sbaglia dall'altra parte anche Follari, tanti errori da una parte e dall'altra, cerca di tenere palla, in qualche modo ci riesce il Resultana. Poi c'è la sponda da parte di D'Amico, chiude però molto bene ancora Daniello che non va dai fronzoli, va dalla sostanza, soprattutto al recupero palla. Stefano Parlato, Randazzo di prima, Peruzzo, alla meglio Corsino che prova ad uscire, Uzzo torna su di lui e recupera. Francesco Parlato non trova sei dita, poi Randazzo a pressare ma ha già recuperato il Resultana. Giardina, Tornambè, di prima Anelli a cercare a trovare D'Amico che in posizione regolare. D'Amico si protegge, l'arbitro fischia contro Davi, un fischio che non trova d'accordo i giocatori del Monreale.
ma la decisione è stata presa, allora calcio di punizione. Rimani. La ribattuta, Giardì, la ribattuta. C'è calcio di punizione con la battuta di D'Amico, si distende Cannella, mette in calcio d'angolo. Intanto battuto corto il calcio d'angolo, ancora una battuta dalla bandierina. Qui insorge Stefano Parlato, non d'accordo con la decisione arbitrale. Quinto calcio d'angolo per il Resuttana, con ancora la battuta da parte di D'Amico. La palla che spiove in area, colpo di testa di Giardina sopra la traversa. Adesso probabilmente merita qualcosa in più. Il Resuttana San Lorenzo, se non altro per la continuità della spinta offensiva. Battuta lunga, poi allontana Randazzo. Costantino cerca la giocata nello stretto, lo ferma Corsino che poi allontana dove c'è Stefano Parlato. Tocco di testa, interviene poi Tornambè. Francesco Parlato pressato da D'Amico che gli porta via la palla, allora spinge ma non riesce a tenerla ancora il Resuttana con Di Leonardo, allontana Francesco Parlato. Colpo di testa da parte di Martino, poi di testa anche Virgilio. D'Amico se la porta avanti al limite dell'area, cerca uno sfogo, lo trova in Di Leonardo che la fa girare col sinistro. Sul fondo il tentativo di Leonardo, ma ancora una volta apprezzabile la rapidità d'esecuzione da parte dei giocatori di Maiocco, che qui si vanno a difendere sulla corsa di Costantino che incrocia col sinistro, blocca Belmonte. 20° minuto, la prima parata di Belmonte su un'iniziativa che, se dovesse essere ripetuta e soprattutto messa in atto in maniera vincente, potrebbe creare dei problemi alla difesa del Resuttana San Lorenzo, che qui però ricostruisce l'azione, interviene Uzzo, poi Francesco Parlato allontana verso Costantino, spalla alla porta, lo ferma la difesa, poi Randazzo passa con la suolata, ancora Randazzo prova a far correre Costantino che però non ha capito le intenzioni del compagno. Allora sfera che si perde dalle parti di Belmonte, che ha già rimesso in movimento i compagni. Giardina, la palla per Martino, batte lungo di testa Francesco Parlato, poi l'aggancio di Corsino che si gira, scarica su Di Leonardo, chiusura di Francesco Parlato che sta agendo da terzino sinistro in questa prima parte di gara, quindi è un 4-3-1-2 almeno in apparenza quello schierato oggi da Di Gaetano, con Stefano Parlato che svaria molto tra le linee. Recupero palla di Davì intanto, Carlino, Seidita prova a puntare, poi passa dal centro, viene fermato, allora prova a ripartire con la corsa di Cacicia e Resuttana, conclusione sul fondo di Cacicia, applaudito da compagni e pubblico. Dal fondo Cannella, siamo quasi a metà del primo tempo, 21:30, è sempre 0-0 alla Panormus, con un Resuttana San Lorenzo che sta creando più di una soluzione offensiva e con il Monreale che fin qui
si affida soprattutto alle palle lunghe. Qui intanto trattenuta su Uzzo da parte di Aneli, punizione Monreale, mentre è a terra Cacicia. Subito prestate le cure del caso al numero 11 in maglia bianca. Ok, per il numero 11 del Resuttana San Lorenzo, la battuta di Daniello verso l'area avversaria. Interviene Seidita, che poi prova a passare su Angilella, recupera il pallone, ancora i due a lottare, sempre Seidita, poi Angilella, ha subito fallo nell'interpretazione dell'arbitro. Esci i cartellini, esci! Le proteste di Mister Di Gaetano, lo vedete sullo sfondo. Direttore di gara che deve fischiare per far riprendere il gioco. La battuta di Angilella, interviene Follari, poi ancora il numero 2 a cercare di arrivare prima sul pallone. C'è il contatto regolare da parte di Carlino, che prova a ripartire. Carlino non trova compagni a servire, allora viene fermato, cerca di uscire palla al piede adesso Aneli per il Resuttana, il tocco per Di Leonardo, lungolinea per la corsa di D'Amico. D'Amico mandato fuori da Davi, rimessa assegnata al Monreale dal direttore di gara. Rimessa a Monreale, anche qui mancano le proteste, quindi direzione arbitrale che sta scontentando un po' tutti fin qui. Poi Uzzo cerca di andare in velocità, Uzzo prende il centro, il numero 8 del Monreale, che inizia anche a guardare la porta, la cerca, non la trova. Conclusione abbondantemente fuori da parte di Vittorio Uzzo. E Belmonte che ha messo in movimento i compagni ancora una volta con la costruzione al basso. Giardina cerca Di Leonardo e lo trova. Poi D'Amico con la corsa per vie centrali. D'Amico cerca il sinistro! Resuttana San Lorenzo in vantaggio, e possiamo dirlo, vantaggio meritato per la squadra di Maiocco, che sblocca il risultato con un gran tiro di sinistro da parte di D'Amico, il quale ha avuto tutto il tempo di caricare, mirare e calciare. 25 sul cronometro, passa la squadra di Maiocco. E dunque riesce a raccogliere i frutti di un'ottima prima parte di primo tempo il Resuttana San Lorenzo, che dunque sblocca la partita, va sotto la capolista, che a dire la verità fin qui ha creato davvero ben poco dalle parti di Belmonte. Intanto la battuta lunga, colpo di testa di Giardina, poi quello di Carlino, Follari riesce a tenere il pallone in campo. Carlino non riesce nella girata, Aneli ha il problema invece di girarsi, trova la deviazione di Costantino che lo aiuta quantomeno a recuperare un fallo laterale. Angilella, colpo di testa di Follari, poi controlla Aneli che manda a vuoto Carlino, cerca la corsa Casisa sulla sinistra, viene fermato, poi c'è il controllo, spazza via Daniello, Stefano Parlato, Uzzo apre sulla destra ma prende tutti in controtempo, allora buon gioco Angilella con l'anticipo. Di Leonardo, il lancio a cercare ma non a trovare Virgilio, e allora prova ancora a costruire il Monreale. Uzzo, Randazzo, tacco a servire Carlino, poi palla tra le linee per Stefano Parlato che cerca di muoversi, lo affronta Aneli, che poi va anche su Seidita, il quale scarta verso l'interno, propone il cross, colpo di testa da parte di Martino. Sono tutte dei due centrali, Martino e Giardina, le palle alte che sono arrivate nei primi 26 minuti e mezzo di primo tempo.
difficile attaccare con i cross una retroguardia così messa bene a livello fisico. Qui intanto il movimento di Virgilio affrontato, messo giù, calcio di punizione dal limite per il Resuttana San Lorenzo, e questa è un'ottima occasione per gli stoccatori di mister Maiocco, che ha portato sul pallone D'Amico. C'è anche Virgilio da quelle parti, uno col destro, uno col sinistro, vediamo chi batte. Ne mette 4 in barriera Cannella. C'è il fischio dell'arbitro, finta la battuta D'Amico che se ne va, e allora tocca a Virgilio sopra la traversa. Direttore di gara che fa ripetere il rinvio dal fondo al Monreale. Follari. Poi Randazzo, il tocco Peruzzo, anzi per Carlino, che cerca di sventagliare su Stefano Parlato. L'anticipo di Tornambè, sempre attento e puntuale. Corsino, fermato ancora Corsino. Poi il tocco in avanti, ha girato anche l'arbitro che si è trovato nella traiettoria. Colpo di testa di Francesco Parlato per Stefano Parlato, che non trova però compagni. Allora Corsino per Aneli, il tocco per Di Leonardo, poi Tornambè inizia a far circolare il pallone per vie perimetrali. Il Resuttana San Lorenzo che si affida anche a Belmonte per far girare palla. Martino, poi ancora Belmonte che batte lungo da solo. Francesco Parlato prova a cercare i compagni, poi Davi con l'intervento irregolare. Calcio di punizione. Si porta sul pallone D'Amico. Prende una rincorsa abbastanza lunga D'Amico, da non escludere il tentativo verso la porta, visto che non è poi così lontana rispetto al punto di battuta del pallone. Fischia l'arbitro, parte D'Amico, invece Scodella al centro, colpo di testa e palla che si perde fuori e sfiora il raddoppio il Resuttana con questo colpo di testa di Leonardo. Il tocco ora di Davi per Follari, spazi stretti, non riesce a passare il Monreale, che poi cerca il break con Randazzo, trattenuta che adesso viene fischiata. E anche uno scontro fortuito tra Corsino e Carlino, con il capitano del Resuttana San Lorenzo che si va a scusare con la mezzala avversaria. Scaduta da qualche secondo la mezz'ora. Dai, forte di Norbus. È 1-0, come potete vedere anche in grafica, per il Resuttana San Lorenzo sul Monreale. Fin qui vantaggio assolutamente meritato per la formazione di casa, allenata, ricordo, da Roberto Maiocco, che qui concede il secondo calcio d'angolo. Se ne va ad occupare Randazzo. La palla sul secondo palo, lunga per tutti. Già rammaricato prima di vedere arrivare il pallone a destinazione il numero 4 del Monreale, che torna a prendere posto in mezzo al campo. Martino affrontato e fermato da Sedita, che prova ad involarsi verso l'area e l'arbitro concede calcio di rigore. Calcio di rigore per il Monreale. Qui ingenuità da parte di Martino, che si è fatto soffiare il pallone in fase di impostazione e poi ha steso Sedita. E quando siamo al 32esimo minuto il Monreale può riequilibrare le sorti dell'incontro. Si porta sulla palla come sempre Stefano Parlato e dal nulla il Monreale si può creare i presupposti per riequilibrare una partita
che l'ha visto sotto nel gioco e fin qui anche nel punteggio. Belmonte cerca di distrarre il suo avversario, fischia l'arbitro, parte parlato con il destro, spiazzato Belmonte e 1-1 alla Panormus, segna Stefano Parlato. Me l'hai regalato! Esultanza del numero 10, ancora in gol, una certezza dal punto di vista realizzativo in questa stagione. E riparte il gioco, 32 minuti, 25 secondi. Qui alla Panormus è cambiato da poco meno di un minuto il punteggio per il Monreale, che è tornato in linea di galleggiamento col calcio di rigore di Stefano Parlato. Qui intanto attenzione alla corsa di Caciccia, fermato da Follari. In gol i due numeri 10 della partita, che anche a parere di chi vi parla sono forse anche i due giocatori più dotati tecnicamente dell'una e dell'altra squadra. Qui intanto recupera palla Corsino, cerca di liberarsi Aneli, che scappa sulla destra, fermato da un ottimo intervento da parte di Davì. Intanto a terra Stefano Parlato, anzi a terra sì, Stefano Parlato a terra. Richiamata l'attenzione dello staff del Monreale. Problema alla gamba destra per il numero 10, che viene accompagnato fuori da regolamento. Fallo laterale. Sì, hai ragione, Morleone, ascensore. Rimessa Resuttana con la palla che arriva nel cuore dell'area, allontanata in qualche modo da Davì. Poi Uzzo cerca di far correre Costantino anticipato, poi fa scorrere Corsino per Aneli. Aneli prova a correre il numero 8, Randazzo a dargli fastidio, poi allontana Francesco Parlato. Colpo di testa. Francesco Parlato, la palla rimane in campo. Allora può correre il numero 3 del Monreale, chiuso però nell'intervento di Tornambè. Silotto. La palla finisce in fallo laterale. Torniamo anche a inquadrare. Pallonata che stava per arrivare, per fortuna non è arrivato. Torniamo in cronaca con il tocco di Caciccia. C'è il fallo e il calcio di punizione in favore del Resuttana. Altro intervento al limite dell'area di rigore. Reclamano anche un provvedimento disciplinare ai danni di Follari, che è stato l'autore del fallo su Caciccia. Il calcio di punizione dunque, con la battuta verso la porta, il gol! E il Resuttana che torna in vantaggio con il calcio di punizione vincente. E con Caciccia che esulta per il gol che riporta la situazione ancora in vantaggio per la squadra di mister Maiocco. Bel calcio di punizione da parte dell'esterno sinistro che ha battuto Cannella e dunque torna avanti la squadra di casa quando mancano poco meno di 9 minuti allo scadere del primo tempo. È durato poco l'intermezzo per la squadra di Di Gaetano, che non ha avuto il tempo di riorganizzarsi e soprattutto
ha avuto la dimostrazione che il Resuttana non si è fatto abbattere dalla doccia gelata del gol. Qui intanto una brutta palla persa, Randazzo, grande intervento di Giardina, poi la finta di Seidita, fermato ancora. Qui grande azione difensiva del Resuttana che ha posto rimedio ad una topica abbastanza importante in fase di impostazione, e qui non la prende bene mister Di Gaetano, che voleva una gestione diversa di questa ripartenza. Interviene Angilella, poi la palla viene fatta scorrere da Giardina che la allontana. D'Amico, Randazzo su di lui, riesce a passare il numero 4 che poi calcia in avanti. Non c'è stata deviazione, allora rimessa per il Resuttana. Chiama i suoi alla pressione alta adesso Di Gaetano. La rimessa battuta da Angilella, poi la palla che arriva dalle parti di Anelli, subentra Follari. Uzzo, Stefano Parlato, cerca il tiro, conclusione fuori. Adesso ha poco meno di 7 minuti per riorganizzarsi. La battuta di Belmonte, poi prova a mettersi davanti Costantino, ma alla fine la rimessa è per il Resuttana con Angilella. Angilella, colpo di testa di Follari, poi Corsino fa scorrere, vanifica l'inseguimento di Seidita. Martino, lungolinea, trova Di Leonardo che controlla ma non riesce a perfezionare la gestione del pallone. Intanto un po' di storie tese tra Virgilio e Daniello, se ne accorge l'arbitro. E si riparte con Cannella che rimette in gioco il pallone su Follari. Follari sbaglia, allora prova a ripartire D'Amico, è zona tiro per lui quella, viene fermato senza fallo però il numero 10 del Monreale, del Resuttana. Poi ottimo intervento di Aneli, la ruleta, Aneli entra in area, ancora Aneli, fermato dall'intervento di Davi. Come un gol questa scivolata del numero 5 del Monreale, che non è nuovo a questi salvataggi alla disperata nel corso di questa stagione, e soprattutto sesto calcio d'angolo per il Resuttana. La battuta tesa sul primo palo, ha provato ad arrivare senza successo Caciccia, anche perché c'è stata un'altra deviazione. Allora ancora calcio d'angolo, il numero 7 in 40 minuti per il Resuttana. Questa volta battuta un po' più alta, palla che rimane lì, non riesce Giardina nella correzione che poteva essere vincente, e sfiora il terzo gol il Resuttana, assoluto padrone del campo, bisogna dirlo. Formazione di Maiocco, sta giocando la partita che rasenta alla perfezione, almeno fino a qui. Soltanto un errore ha consentito al Monreale di non solo calciare in porta ma anche di segnare. Costantino prova a passare, vince un rimpallo, ancora Costantino, va sul fondo, stoppato il suo cross, calcio d'angolo. È il terzo tiro dalla bandierina per i ragazzi di Di Gaetano. Sicuramente, conoscendo mister Di Gaetano, tremeranno le pareti dello spogliatoio durante l'intervallo, ma intanto occhio al calcio d'angolo. La palla tesa in mezzo, smanaccia Belmonte in uscita, poi la sforbiciata da parte di Seidita, salva sulla linea, so visto bene Tornambè, e intanto occhio già dall'altra parte. Virgilio prova a farla passare, fa correre Caciccia, Caciccia cerca di giocarla subito, interviene Daniello che poi viene saltato, ancora Daniello a chiudere, spazza, ma il campo è finito, allora fallo laterale per il Resuttana San Lorenzo.
La battuta con le mani a cercare Virgilio, poi la chiusura di Follari su Caciccia, altro fallo laterale, si resta di là, si resta con il Resuttana San Lorenzo che continua ad attaccare, palla dentro, poi serie di finte con Caciccia che viene fermato, poi fallo commesso da D'Amico ai danni di Follari, reclamano un cartellino giallo. Intanto inverte gli esterni per questo finale di primo tempo. Esterni del tridente, mister Di Gaetano, con Stefano Parlato che passa a destra, va a sinistra invece Seidita. Ma attenzione alla corsa qui di D'Amico, esce Cannella a ridosso dell'area di rigore. Uzzo, finta di corpo per disorientare Di Leonardo, poi tocco per Follari, un po' fuori dal gioco il numero 2 del Monreale che qui non trova il passaggio, poi subentra Carlino, ma subentra ancora di più Angilella che vince anche il rimpallo, poi la giocata in avanti di Di Leonardo su Virgilio. D'Amico, Di Leonardo, palla tesa a cercare Caciccia che non riesce a controllare, palla che si perde fuori, però Resuttana che sembra avere le idee molto più chiare su come aggredire gli spazi, come gestire il pallone. Intanto ultimi 100 secondi del primo tempo più eventuale recupero. Resuttana che recupera un altro pallone, conclusione facile per Cannella, questa volta Caciccia non è riuscito a imprimere la giusta potenza. Qui Uzzo, aggredito da Corsino, riesce a girarsi il numero 8 del Monreale che poi serve Francesco Parlato, Costantino non la tiene, rimessa la rimessa di Tornambè a cercare qui Virgilio, la palla alzata è buona per l'area, in area di rigore c'è un contatto che vede protagonista, se ho visto bene, D'Amico, reclamano il calcio di rigore i giocatori del Resuttana, non sembra dello stesso avviso il direttore di gara. Rimessa dal fondo. E riparte allora il Monreale. Parlato. Randazzo, pressato, perde palla. Fermato anche Virgilio, ma la palla ce l'ha ancora Caciccia per il Resuttana. Tocca Randazzo. Palla in fallo laterale, ci avviciniamo alla chiusura del primo tempo. Vedremo se il direttore di gara ha assegnato un minuto di recupero. Virgilio, Caciccia non controlla, allora la palla ce l'ha il Monreale per cercare di creare qualcosa in questo minuto finale del primo tempo. Daniello, calcia lontano, a vuoto Aneli, cerca di arrivare Seidita, poi subentra Carlino. Uzzo, col fallo di Corsino. Signore! Davi, anticipo secco da parte di Virgilio, Randazzo poi riesce a recuperare palla e a correre col pallone in avanti. Stefano Parlato, il cross allontanato da Giardina senza battere i fronzoli. Ultimi 15 secondi del primo tempo, vediamo se ci sarà tempo per l'ultima giocata del Monreale. Carlino viene però fermato da Corsino che passa in mezzo a due, allora trasforma l'azione in offensiva, ci vuole Daniello a chiudere, poi vince un rimpallo, ne vince due Virgilio, viene fermato, poi interviene Uzzo, si lotta in mezzo al campo, scade il minuto di recupero. Costantino prova a passare, ancora Costantino, non trova compagni a servire, trova il solito Giardina e per l'arbitro pone fine al primo tempo. In vantaggio il Resuttana, in vantaggio con merito la squadra di Maiocco. Dopo i primi 45 minuti decidono il gol di D'Amico e la punizione di Caciccia in mezzo. Il calcio di rigore di Stefano Parlato per il momentaneo 1-1. Noi restiamo in diretta dalla Panormus, inviato come di consueto alcuni contributi dai campi targati sportivi. Voi ovviamente restate con noi.
Don Carlo Misilmeri e Cus Palermo si affrontano per la 20ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Amici di Sportisili, ben trovati al Giovanni Aloisio di Misilmeri in una partita in cui la formazione guidata da Salvatore Ronica cerca subito di attaccare. Qui lo sprint di Ambro sulla destra, la palla deviata da Carnevale, poi non riesce a ribadire in rete Raimondo Lucera, ma attenzione, minuto 7, Mustacciolo, uno dei volti nuovi di casa Cus, scambia con Nuccio, riesce ad evitare anche Colombatti, si presenta a tu per tu con Marino e non trova la porta. Occasionissima, gigante per il Cus, ma a questo punto la partita svolta in maniera definitiva. Qui Mendola riceve al limite dell'area, la fa girare col sinistro, batte Carnevale, la sblocca la Don Carlo Misilmeri che dopo il pericolo vissuto qualche minuto prima si scrolla di dosso qualche paura, riesce a sbloccarla, l'abbraccio davanti alla panchina e ancora in gol Luigi Mendola. Una sentenza quando c'è da far gol, ma attenzione qui alla punizione di Concialdi, respinge la barriera, palla che arriva a Riccardo Pellegrino, solita bordata col sinistro, la palla che si insacca all'angolino alla sinistra di un incolpevole Carnevale. 2-0 per la Don Carlo Misilmeri che adesso gioca letteralmente sul velluto. Altro abbraccio davanti alla panchina della squadra oggi in tenuta blu, ancora Concialdi, qui sprinta sulla destra, riesce ad arrivare nei di rigore, converge, cerca di liberarsi per la conclusione, poi la palla arriva dalle parti di Manfrè che non calcia bene col sinistro, palla che si perde abbondantemente fuori. Poi altra azione molto pericolosa della Don Carlo, questa volta si sviluppa in un calcio d'angolo, il cross di Lucera per il colpo di testa che si perde alto da parte di Ambro. Pochi minuti dopo però arriverà il tris con Pellegrino che sgasa questa volta a sinistra, mette al centro per Vincenzo Manfrè che arriva per primo sul primo palo, batte ancora Carnevale, gol del 3-0, partita definitivamente in discesa per la Don Carlo. A questo punto però ci tocca scusarci per l'assenza della quarta e della quinta rete della formazione di casa. Il 4-0 firmato da Manfrè, il 5-0 firmato da Piero Concialdi con un'azione individuale. Passiamo dunque alle immagini del secondo tempo, scusandoci ancora per l'inconveniente, ma qui la grandissima parata di Carnevale sul tentativo da parte di Giuliano, poi azione ancora sulla sinistra con i nuovi entrati, prima Matera con il tocco Persino che se la porta al limite, calcia con il destro, la palla però si impenna e si perde sopra la traversa. Pochi minuti dopo però Lucera sgasa, arriva sul fondo, mette al centro con l'esterno per Claudio Lavardera, ancora in gol davanti al proprio pubblico. C'era riuscito 2 settimane fa a Castellammare, questa volta firma la rete del 6-0, risultato che si arrotonda ancora di più per la Don Carlo Misilmeri che qui perde una brutta palla e innesca la ripartenza del Cus Palermo con un altro subentrato, ovvero sia Taibi, il quale non viene accompagnato dai compagni, viene lasciato solo dagli avversari, allora decide di calciare con il destro dalla distanza, palla fuori. Torna ad attaccare a Don Carlo, qui scodella Lonigro su calcio di punizione, Giuliano la mette al centro, serie di rimpalli, la palla non viene allontanata, allora ci prova lo Gerfo, tiro respinto da Carnevale sui piedi di Samuele Caracappa che trova il gol del 7-0, primo gol in campionato per lui, aveva segnato in Coppa contro la Mazzarese sempre al Giovanni Aloisio, gol che serve più che altro per aggiornare le statistiche. Torna nel finale a provarci il Cus Palermo che comunque non molla, qui Taibi cerca di liberarsi, riesce a saltare Giuliano, poi calcia, colpisce il palo, poi nell'azione che si sviluppa ancora c'è la conclusione che si perde fuori e quindi si chiude con un'occasione per il Cus Palermo, ma prima c'è il gol dell'8-0, cross di Pellegrino per Lavardera, secondo assist di Pellegrino, secondo gol di Lavardera e partita che si chiude sul risultato di 8-0, anche perché di lì a poco, come stiamo per vedere, il direttore di gara fischierà 3 volte, porrà fine alla partita, torna a vincere in casa la Don Carlo che si avvicina seppur di poco alle battistrada Enna e Acragas, finisce 8-0, da Sportisili è tutto, alla prossima! Inarrestabile ormai, con un solo pensiero in testa, quello di vincere uno scoglio davanti da superare. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale Vis Palermo Panormus, 18ª giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano. Adesso va avanti lungo la fascia, c'è la prima conclusione, pallone che resta in area di rigore e il vantaggio degli ospiti sotto porta, non si poteva non sbagliare. La rete segnata da Caruso, sfida altrettanto difficile, pallone messo in mezzo, colpo di testa a sfilare, poi c'è una nuova proposta e il tiro fuori
in posizione regolare Macaluso. Altro colpo di testa e finisce dentro. Adesso sì che c'è il pareggio per la Vis Palermo. La rete segnata da De Luca. Sale ancora Lonardi, supera in scivolata Firicano, ancora Lonardi, pallone davanti il portiere che respinge Stassi. L'attacco di Viola in recupero, poi c'è Geraci che allarga. Allora altro tiro, altra parata e Panormus che così va a provarci un'altra volta. Attraverso le giocate di Nunzio Marotta, cross sul secondo palo in acrobazia, il tentativo di De Luca, si cerca un nuovo recupero, pallone di Ignoffo, calcio da fuori e Stassi in calcio d'angolo. Nuovo cross, colpo di testa a levar via, poi tentativo svirgolato, altra sponda di testa, colpo di testa e il pallone fuori. Caruso ancora una volta vicino al gol. Marotta, passo, pallone che sfila, conclusione alta con deviazione trovata da Geraci. Questo finale di primo tempo, pallone che rimbalza a sfavore della Vis, pallone riconquistato da Caruso che verso il secondo palo calcia e fa ritrovare il vantaggio alla Panormus. Caruso ne fa un altro. Marotta, Porcelli dal limite calcia sulla traversa, Porcelli a un passo dal 3-1. Visconti, pallone basso, deviato, esce anche di poco, protezione altezza bandierina, pallone spazzato. Nuova proposta, Adelfio, aggancio regolare nel tiro, respinto da Stassi, centrale. Adelfio non c'è l'appoggio a suo favore, l'anticipo, ma c'è il triplice fischio. La Panormus vince anche questa, battuta la Vis Palermo 2-1, decisiva la doppietta di Caruso nel primo tempo. Il Lascari non vuole fermarsi, vuole anzi continuare la propria corsa verso i piani alti della classifica. Strepitosa la rimonta nelle ultime giornate da parte della formazione guidata da mister Claudio Grimaudo, che ospita al Santa Barbara di Cefalù un Villarosa che invece è in crisi nera di risultati e ora inizia a intravedere anche la parte bassa della classifica. Direttamente da Cefalù per questo incontro che apre il mese di febbraio per la compagine maglia nera di Grimaudo e per la compagine maglia rossa di mister Mario Folisi. Entriamo subito in cronaca perché il primo tentativo lo mette a segno, per così dire, il Villarosa. Calcio di punizione da una trentina di metri, ci prova con il suo sinistro Mardi, palla che però si spegne lontana dalla porta difesa, dà fiducia al primo affondo, al primo tentativo offensivo, passa a condurre il Lascari Cefalù con questa palla che ballonzola al limite dell'area del Villarosa. Poi arriva il più veloce di tutti, Giovanni Sferruzza, ancora lui, dopo aver trafitto il Geraci, segna anche contro il Villarosa e fa esplodere il pubblico del Santa Barbara presente ad affollare gli spalti dell'impianto cefaludese. Passano altri 6 minuti ancora, la squadra di casa ad attaccare sempre con questi tentativi magari un po' confusi ma comunque efficaci, come in questo caso grande imbeccata ancora per Sferruzza che a tu per tu con pesce non perdona. Siamo al 19° minuto e siamo già sul 2-0 in favore del Lascari Cefalù. Però i padroni di casa non intendono fermarsi, passano un paio di minuti, c'è la fuga in fase offensiva da parte di Mocciaro che scappa sulla destra, riesce anche ad arrivare sul fondo, mette al centro un pallone d'oro per Zangara che decide di stoppare, poi calcia, è battuto pesce ma la palla non entra, si rimane sul 2-0. Anche se il Lascari Cefalù continua ad attaccare, vuole approfittare del vento favorevole che spira alle sue spalle. Qui una palla messa in mezzo da Di Peri che cerca la trivela all'indirizzo di Sferruzza, il quale non colpisce bene a tu per tu con pesce. Poi al 33esimo calcio di punizione c'è la respinta di pesce sui piedi di Volpini che segna, ma a gioco fermo l'arbitro annulla
per fuorigioco il gol dell'ex super giovane Castelbuono, e allora si riaffaccia in avanti al 36esimo il Villarosa con Zongo che di testa sugli sviluppi di un angolo non riesce a trovare la porta. Poi al 45esimo c'è questa palla in mezzo, messo giù Mocciaro, calcio di rigore per il Lascari Cefalù, va a trasformare proprio Danny Mocciaro, che segna ancora una volta, decisamente più semplice rispetto alla rovesciata con cui ha trafitto il Geraci un paio di settimane fa. 3-0 poco prima dell'intervallo per il Lascari Cefalù, con il Villarosa che resterà anche in 10 per l'espulsione di Bangura, ma ci prova e con questa conclusione deviata colpisce la traversa al terzo minuto. Poi sui sviluppi del calcio d'angolo che stiamo per vedere, la palla spiove in mezzo nel cuore dell'area di rigore, c'è Keita che batte fiducia 3-1 e torna in vita, torna a respirare aria pulita il Villarosa, anche se la montagna da scalare è molto alta, anche perché il Lascari Cefalù torna ad attaccare qui questa palla sulla quale non arriva Sferruzza. C'è Di Peri che impegna Pesce a tu per tu, il duello che si ripropone 3 minuti dopo su questa bellissima palla giocata sulla sinistra ancora dal Lascari Cefalù, l'affondo sulla linea di fondo, il servizio al centro proprio per Di Peri che scarica un destro violento che passa tra le gambe di Pesce, cala il poker il Lascari Cefalù e segna anche l'ex giocatore dell'Oratorio Marineo, sempre più protagonista tra le fila dei cefaludesi. Passano altri 8 minuti, minuto 62, questa palla in verticale per la corsa di Mocciaro che scatta in posizione regolare, va a cercare Sferruzza ma trova il tocco di Di Maria. Rientriamo dal campo della Panormus, secondo tempo di Resuttana San Lorenzo Monreale, gara valida per il girone B del campionato regionale juniores, riguarda il girone B della provincia di Palermo. Risultato di 2-1 dopo i primi 45 minuti, come già detto abbondantemente in cronaca, vantaggio più che meritato per la squadra guidata da Roberto Magliocco. Non ci sono state novità nel corso della ripresa che parte in questo istante col primo pallone affidato al Resuttana San Lorenzo, colpo di testa da parte di Davi, poi recupera palla definitivamente il Monreale con Stefano Parlato. Randazzo, 6 dita, fa sponda su Carlino, palla che sbatte sul braccio del numero 7 del Monreale. Allora calcio di punizione con Resuttana che torna a muovere il pallone, non arriva qui sul pallone Randazzo, poi Davi, cintura da dietro D'Amico, calcio di punizione. Qui protestano anche i giocatori del Resuttana che volevano la norma del vantaggio, norma che non è stata applicata. Angilella converge, cerca di scavalcare, chiude Carlino, palla in fallo laterale. Per il momento nulla si muove sulle due panchine. Comunque per ora mister Di Gaetano si è affidato soltanto alle reprimende, alle ramanzine verbali sugli 11 in campo, nessun ricorso alla sua panchina. Qui intanto prova a uscire Carlino, tocco che arriva a Costantino, poi il randazzo anticipato, Sedita la fa scendere, passa in mezzo a due, viene affrontato col fallo e col calcio di punizione. Chiama 3 uomini in barriera Belmonte, sul pallone Follari. Follari guarda la porta, sistema la barriera Belmonte, fischia l'arbitro. La rincorsa di Follari che indirizza bene verso la porta, colpisce la barriera, poi Carlino in anticipo su Belmonte mette la palla fuori, occasione subito per il pareggio del Monreale, mentre protesta Belmonte col direttore di gara per una presunta carica ai suoi danni da parte del numero 7 che ha sfiorato il gol del secondo pareggio in questa partita per il Monreale.
Giardina con il Monreale che alza un po' il pressing. Martino, lancio lungo dalle parti di Di Leonardo che riesce in qualche modo a giocarla, poi arriva per primo Follari. Costantino prova a controllarla, anticipa di testa il suo avversario, contatto falloso secondo il direttore di gara e altro calcio di punizione, questa volta posizione chiaramente più defilata, quindi più per una palla messa al centro che per un tentativo verso la porta. Reclama il pallone Stefano Parlato, che andrà presumibilmente a mettere in mezzo per i suoi compagni. È salito Daniello, è salito Davi che parte un po' più fuori rispetto all'area di rigore. In area anche Uzzo e Carlino. Resuttana con 8 uomini a presidio dell'area di rigore. Fischia l'arbitro. In corsa di Stefano Parlato che cerca questa palla lunga sul secondo palo, non arriva nessuno, la fa scorrere Belmonte. Opportunità che sfuma per il Monreale, che è entrato con un piglio decisamente diverso in questo inizio di secondo tempo. Intanto il direttore di gara va a redarguire Belmonte, che perde un po' di tempo nella ripresa del gioco. Già la seconda volta in cui il portiere del Resuttana temporeggia. Poi va a rinvio lungo, sfiora Virgilio, poi D'Amico, lo scarico su Aneli che prova a correre sulla sinistra. Aneli evita l'intervento di Follari, arriva sul fondo, Aneli mette in mezzo, blocca Cannella. Cannella lungo con le mani, cerca Costantino che viene tamponato da un avversario, ancora Costantino a lottare, riesce ad arrivare molto bene sul pallone D'Amico, poi Corsino, servizio per Virgilio, scambio prolungato tra i due, poi il numero 9 non controlla il pallone che diventa buono per Uzzo. Carlino, quel tocco sbagliato di Davi, alla meglio, molto bene di Leonardo che si libera, palla lungolinea per la corsa di D'Amico, l'uscita di Cannella a dire di no al numero 10, al ragazzo che ha sbloccato la partita con un gran tiro di sinistro dal limite dell'area. Poi sono arrivati il rigore di Parlato e la punizione di Caciccia a fissare il punteggio sul 2-1 in favore degli uomini di Magliocco, che adesso vanno in area, non riesce a liberarsi Virgilio, semplice rinvio dal fondo per Cannella, fa salire i compagni, vuole calciare lungo Cannella e lo fa infatti, però palla facilmente preda dei difensori, la palla finisce in fallo laterale. E allora sarà una rimessa per Angilella. Virgilio, scarico un po' problematico, arriva comunque Corsino che vince i duelli, Frea Danelli, il cui lancio viene stoppato. Allora Randazzo prova a correre, lo affronta fallosamente Caciccia, calcio di punizione, giallo per Caciccia. Punizione per Daniello. La lascia Davi che va a calciare lungo. Colpo di testa del solito Giardina per Randazzo. Alza questo mezzo campanile sempre di testa. Qui scavalcato Uzzo con il fallo commesso da Corsino. Calcio di punizione per il Monreale. Qui cerca di rubacchiare qualche metro Randazzo, direttore di gara col cartellino giallo in mano, presumibilmente proprio per il numero 4. Dunque nel giro di un paio di minuti 2 cartellini gialli all'indirizzo di Caciccia e di Randazzo. Intanto Randazzo che
probabilmente a breve lascerà il campo perché è pronto De Cofano, il consueto duello per il ruolo di Stantuffo davanti alla difesa. Intanto la punizione, 6 dita, la palla tesa in mezzo, interviene Belmonte, palla lunga, non riesce a controllare D'Amico, la calcia lontano. Tanto qui occhio, attenzione alla palla in area di rigore per il tiro da parte di Virgilio con la palla che va fuori. Monreale che, a dire la verità, ha cambiato Francesco Parlato con Giaimo, il numero 18 per il terzino sinistro, anche lui partito titolare contro la Lautaro San Vincenzo, quindi giocatore un po' più di gamba, un po' più di spinta rispetto a Francesco Parlato. Ora è una linea a 4 pura, diciamo così, con Follari e Giaimo sulle corsie. Pronto De Cofano, come detto, è pronto anche Follari con la rimessa, prova ad arrivare Sedita sul pallone, l'anticipo provvidenziale di Martino. Carlino, Follari non controlla, allora la rimessa per Angilella. Caciccia la sponda ancora per il suo terzino, poi Virgilio cerca di tenerla, aggira gli avversari, dribbling su Carlino, poi Randazzo interviene con il fallo. Punizione Resuttana che ha passato indenne l'approccio piuttosto aggressivo dei suoi avversari. Tanto Corsino, conclusione sopra la traversa. Daniello, a lungo da Randazzo che prolunga col tacco. Stefano Parlato per Sedita, ancora Sedita che la fa passare, c'è l'anticipo però secco di Angilella che appoggia a Belmonte, ancora Angilella, alza la pressione il Monreale però la gira bene con tocchi rapidi il Resuttana, poi rischia qualcosa Anelli perde palla senza subire fallo, poi ancora Monreale che ci prova con Costantino che si gira, fermato dall'intervento di Leonardo, poi la palla in avanti per Virgilio che prova a controllare, corre più veloce di lui Follari e lo chiude, poi non bene Cannella e allora è fallo laterale per il Resuttana che torna ad attaccare, mette fuori Giaimo di testa. Allaccia uno scarpino Corsino, la palla messa nell'area di rigore, allontana Follari con un campanile altissimo sul quale interviene Giaimo, ancora palla in fallo laterale, resta in attacco il Resuttana. Il controllo, spalle alla porta di D'Amico, poi Corsino, la gira dove c'è Stefano Parlato. Avanza il 10, tocco Peruzzo, controlla a seguire, poi tocco ancora per Parlato, fermato. Costantino, Randazzo di prima, cerca l'1-2, quasi lo trova con Stefano Parlato, ha chiuso bene Angilella. D'Amico, anticipato da Giaimo, poi la scivolata vincente di Tornambè dalle parti di Davì. Carlino, controllo non perfetto, riesce comunque a servire in avanti, ma non ci sono compagni. Allora Giardina decide che è arrivato il momento di sfoderare la spada, lanciare lontano, ma così facendo restituisce palla di fatto al Monreale. Sedita, Randazzo si sgancia sulla destra, la palla lungolina per Stefano Parlato che si defila, non crossa, viene fermato dalla diagonale vincente di Martino. Allora può restare in attacco il Monreale con questo fallo laterale. Follari a battere, già passati 12 minuti in questo secondo tempo, sempre 2-1 per il Resuttana. Qui non riesce a calciare Costantino che era arrivato in anticipo su Tornambè, palla che è arrivata invece facile dalle parti di Belmonte. Giaimo con la diagonale, poi la palla sulla destra, D'Amico si defila, calcia, la respinta di Cannella. Uzzo, Randazzo, passaggio intercettato. Virgilio la porta avanti, guarda anche la porta, ancora Virgilio, ingresso in area negato da Carlino, poi buona la girata qui
di Parlato sul Randazzo. Ottima anche l'anticipo da parte di Giardina per una rimessa. Stefano Parlato, tocco per Carlino che deve inseguire la sfera, serve poi Uzzo che palleggia, cerca la conclusione, blocca Belmonte. Batte lungo Belmonte di testa da V, ottima scelta di tempo. Poi Stefano Parlato, l'appoggio per Randazzo che cerca di arrivarci in qualche modo, riesce a servire Sedita, fermato col fallo da Aneli. Stefano Parlato cerca di andare sul fondo ancora, questa volta arriva il cross, arriva la palla in mezzo, dovrebbe essere fallo laterale stante l'indicazione del direttore di gara. Sì, Uzzo non controllo, quantomeno viene subito braccato dai giocatori di casa. Virgilio fermato da Follari, con Virgilio che poi rimane a terra. La schiena, il numero 9 del Resuttana. Ne approfittano sullo sfondo anche Carlino e Corsino per, anzi più che altro è Carlino che sta allacciando la scarpa al capitano del Resuttana San Lorenzo. Botta alla schiena per il centravanti del Resuttana San Lorenzo, Salvatore Virgilio, che non ha avuto tantissime opportunità per emergere in questa gara. Hanno fatto qualcosa in più i suoi compagni di reparto, però ha lottato e ha anche giocato buoni palloni per i suoi esterni, anche per D'Amico. È rimesso in gioco il pallone, rimessa per il Monreale. Quella trattenuta su 6 dita non vista dal direttore di gara. Tanto rientra Virgilio, ristabilita la parità numerica. E Belmonte si batte lungo, palla che però scorre rapidamente verso Cannella. Adesso è il problema anche di gestire il pallone. Il Resuttana si sono un po' invertiti i ruoli inevitabilmente rispetto al primo tempo, col Monreale che adesso ha fretta di rientrare in partita e Resuttana che deve cercare nei limiti del possibile di gestire i ritmi e soprattutto di gestire il pallone. Follari guarda la porta, la cerca con il tiro, non benissimo Belmonte, poi aiutato da Martino. Qui Follari che viene anche incitato a calciare e questa può essere senza dubbio una variante di questa partita. Attenzione a Giaimo con le mani, pallone che arriva in area, Giardina svetta quasi senza neanche bisogno di saltare, poi Stefano Parlato la gira, ancora Giardina con la testa, Randazzo cerca quantomeno di proteggere il fallo laterale, ci riesce, mentre De Cofano è ancora lì a bordo campo in attesa di entrare. Follari con le mani, ancora Giardina in fallo laterale, qualche metro più in là, con mister Di Gaetano che ha urlato a mister Di Gaetano che ha urlato a David di affrettarsi a entrare in area per cercare di andare a saltare. Follari, la palla attesa proprio per David, poi c'è il tocco, 6 dita, respinto il suo tiro, poi Carlino respinge Giardina e Belmonte si produce in un tuffo bello per eventuali fotografi, ma che di fatto non cambia nulla perché c'è il calcio d'angolo numero 4
per il Monreale, 7 ne ha battuti tutti nel primo tempo. Il Resuttana San Lorenzo va alla battuta ancora Stefano Parlato, palla tesa sul primo palo, c'è il tocco di Costantino, almeno così sembra, sì, riparte dal fondo il Resuttana. Proteste di Uzzo che però non sono state ascoltate dal direttore di gara. Belmonte va a lungo, di testa proprio Uzzo, poi Follari subentra nell'azione Randazzo, ancora Follari a portare su il pallone, avanza Follari, tocco largo, telefonato all'indirizzo di Stefano Parlato, chiude bene Angilella, poi ancora recupera il Resuttana. L'avanzata di D'Amico, fermato però Uzzo, fermato anche lui. Carlino scodella in avanti, cerca Costantino, anticipato da Tornambè, rimessa Monreale. 19 sul cronometro del secondo tempo, ancora 26 più recupero da giocare. Sta effettuando il massimo sforzo per cercare quantomeno di pareggiare la partita il Monreale. Qui però chiude bene Martino in collaborazione con Giardina, che va giù, calcio di punizione. Rimane a terra Giardina. Si rialza e rientra direttamente in campo Giardina. Non ti arriverà mai la palla La battuta lunga, poi Parlato può allungare la falcata, però costretto a tornare sui due passi con Cacicia che lo pressa. Follari avanza, non si fa ingolosire dal tiro e perde palla. Poi qui ottima la giocata di D'Amico, ancora Follari che arriva e la calcia verso il centro del campo, dove c'è però solo la linea mediana del Resuttana. Giaimo chiude, poi la palla può diventare buona per Costantino dopo il liscio di Tornambè. Costantino converge, evita un avversario e scarica su Carlino che guarda la porta, cerca il tiro, palla fuori. Tanto cambi con gli ingressi di De Cofano e di Parrinello. Tanto entra in gallina nel Resuttana San Lorenzo al posto di Virgilio, ancora dolorante alla schiena. Dall'altra parte fuori Carlino e dentro De Cofano. E dentro anche Parrinello, che ha preso il posto di Daniello, quindi ancora più attrazione anteriore il Monreale in questa seconda parte del secondo tempo. 22 minuti trascorsi. Adesso di fatto Follari e Giaimo, che sono due terzini, almeno così hanno giocato dall'inizio della gara, compongono la linea difensiva insieme a Davì. De Cofano sta giocando sull'esterno con Randazzo che gioca sull'altro out e Stefano Parlato che gioca accanto a Uzzo in mezzo al campo. Randazzo cross deviato in maniera regolare, anzi no.
Fallo di mano di Anelli, calcio di punizione per il Monreale che torna su e lo fa con questa punizione di Randazzo. Ha girata la boa di metà secondo tempo, Parrinello sul punto di battuta. Parrinello che ha nella gara contro il Portinica Audace la sua ultima presenza stagionale, in quel caso segnò ma fu anche espulso per una serie di scaramucce con il capitano della squadra di casa. Occhio alla punizione però, De Cofano se ne va, Parrinello cerca la porta, non la trova. Il direttore di gara torna a fare ramanzine ai giocatori del Resuttana, Rei di perdere tempo nella ripresa del gioco. La battuta lunga alla fine da parte di Martino, controlla Randazzo dove c'è Anelli, Uzzo, Parrinello, il tocco per Seidita, intercetta Corsino, poi colpo di testa di Uzzo, quello di Anelli, quello di Martino e infine quello di Giardina. Controlla Stefano Parlato che aggira Corsino ma ancora viene chiuso. Follari in anticipo su Ingallina, l'arbitro fischia contro la punta del Resuttana. C'è il fischio per la punizione di Randazzo, colpisce in pieno Ingallina. La rimessa per Follari, fionda dentro, colpo di testa di Giardina, poi ancora Follari, questa volta mette giù, posizione irregolare di Stefano Parlato. Calcio di punizione, ultimi 20 minuti, qualcosina in meno. Qui però si aggiungerà il recupero, palla direttamente fuori sulla punizione di Giardina e palla di nuovo al Monreale. Soffre un po' il Resuttana, è inevitabile con una squadra che pressa forte come il Monreale. Follari cerca e trova Seidita, poi Corsino verso D'Amico che non riesce a controllare, poi Uzzo, disorientato Parlato, poi Seidita col colpo di testa, Randazzo spizza ancora su Costantino che cerca di recuperare, non ci riesce, rimessa Resuttana San Lorenzo. Ricordiamo che almeno di novità di regolamento, la vincente del gruppo B affronterà quella del gruppo A per la finale del concentramento provinciale e poi le sfide con le vincenti dei gironi delle altre province. Qui intanto Cacicia, Anelli di prima, cerca Ingallina, l'anticipo secco di Giaimo, poi conclusione di Cacicia sopra la traversa. Ne approfitto anche per ricordare che il girone A per il momento vede la leadership abbastanza forte, abbastanza salda della Don Carlo Misilmeri, che tra le altre cose oggi osserva un turno di riposo, girone falcidiato anche da assenze importanti, anche da ritiri importanti. De Cofano, palla poi per Uzzo, arriva Randazzo in avanti
su 6 dita, poi Parrinello cerca di liberarsi, la perde in mezzo a 2, subisce fallo. Calcio di punizione. Sistema con cura il pallone Parrinello. Rincorsa di Parrinello, 3 in barriera per Belmonte. Fischia l'arbitro. De Cofano finta che la palla è di Parrinello, che invece cerca De Cofano, la palla sbatte sulla barriera. 6 dita, tagliato fuori da Caciccia che ricomincia da Belmonte. Lancia lungo il portiere del Resultano dove c'è solo Parrinello che la mette giù. Tocco tardivo e palla persa, poi in gallina, affrontato da Giaimo. Fischio e calcio di punizione in favore del Resultana, che respira grazie al suo centravanti. Subisce un fallo prezioso, rimasta a terra in gallina. La punizione battuta da Corsino. Angilella, controllo a seguire da parte di D'Amico che poi vince il rimpallo, la palla esce. Parrinello contrastato, la palla esce, altro fallo laterale per il Monreale. E Follari che può andare alla battuta con le mani. Davi, controllo, calcio in avanti, colpo di testa di Corsino su Uzzo. Parlato, prova a liberarsi, viene fermato senza fallo, anzi era Parrinello. In gallina. Angilella addirittura indietro a Belmonte che non la controlla, la calcia subito e lo fa anche bene. A vuoto Follari, prova ad arrivare in gallina che la tiene. Follari a contrastare ma alla fine in gallina la meglio. Passa in gallina che pulisce il pallone. Aneli per Corsino, in avanti Davi, controllo e rinvio. De Cofano di prima a Randazzo che gioca su Parlato. Il lancio per la corsa di Seidita, la posizione regolare, Seidita la uncina col destro, non trova la porta. Il lampo da parte di Seidita. Belmonte rinvierà ancora una volta lungo, meno di 14 prima del recupero. Uzzo sfiora appena, c'è stata la spinta, palla lontana di De Cofano, abbastanza ingenua ai danni di Di Leonardo. La battuta di Corsino, interviene Randazzo sui piedi di Aneli che finta il tiro, poi scodella in avanti, non c'è nessuno ad attaccare la profondità e allora Cannella può chiamare il pallone e può lanciare. Parrinello la fa scorrere, lungolinea, Seidita col controllo non perfetto, poi scontro, l'arbitro fischia. Un po' di confusione. Punizione per il Monreale a quanto pare, almeno questo è quello che riesco a interpretare da questa confusione. Punizione un po' dubbia, a dire la verità, sono scontrati Martino e Seidita. L'arbitro in ogni caso ha deciso.
Se ne incarica ancora Parrinello della battuta. Poc'anzi ha cercato lo schema con De Cofano, questa volta probabilmente cercherà i pali. C'è Parrinello sul punto di battuta, fischia l'arbitro. Batte Parrinello che scavalca la barriera, scavalca anche la traversa. Spreca una buona opportunità qui Parrinello. Batte lungo Belmonte, supera il centrocampo. Di testa in gallina per la corsa di Cacicia. Cacicia taglia fuori su Follari, poi incrocia Cannella in qualche modo, poi Davi sulla linea a negare il 3-1. All'improvviso il Resuttana con un'occasione. E occhio a questa rimessa. D'Amico, palla per Di Leonardo. Il cross in gallina di testa sopra la traversa. Batte subito Cannella su Follari, poi Davi, Jaimo porta sul pallone, poi lancia lungo, di testa Corsino, poi ancora in gallina e sforbicia a Randazzo su Parrinello che non controlla bene. Uzzo resiste a Corsino, poi chiude Martino, ancora però Monreale in possesso, c'è Corsino a terra, si gioca e poi mette fuori di testa Martino. E a terra il capitano del Resuttana San Lorenzo quando siamo appena entrati negli ultimi 10 minuti di partita. Ovviamente 10 minuti al 90esimo, poi vedremo a quanto ammonterà il recupero. Non toccano nulla alle proprie formazioni Maiocco e Di Gaetano. Crampi per Corsino. Qui va fuori Corsino, momentaneamente in 10 il Resuttana San Lorenzo. Parrinello prova a puntare, lo ferma Tornambè. Qui alla fine restituisce palla il Monreale perché evidentemente Martino la palla l'aveva messa fuori per il problema occorso a Corsino e dunque la rimessa di fatto serve al Monreale per restituire palla agli avversari. Belmonte va lungo, di testa a Jaimo, poi Costantino insegue, calcia lontano Tornambè. Di Leonardo in gallina, anticipa, poi alla fine Jaimo lo chiude, riesce anche a gestire il pallone, in gallina però lo ferma. Scambio con Cacicia, ancora Jaimo. Randazzo, passaggio che non va a destinazione, allora ancora Resuttana. Aneli, palla per Cacicia, sbaglia il passaggio, allora Jaimo la rigioca. Follari, è tornato in campo Corsino. Follari va a lungo, sbaglia completamente la misura del lancio. C'è cambio nel Resuttana.
Esce Aneli. Il Resuttana San Lorenzo, il numero 14 Lucchese. Fallo laterale per il Resuttana che temporeggia. La battuta di testa Follari, poi Lucchese subito coinvolto. Serve Ingallina. La corsa di Ingallina che protegge il pallone. Arriva Lucchese a dargli una mano. Ingallina prova a passare, lo ferma Randazzo, fallo laterale. Resta su e respira. Il Resuttana San Lorenzo a 6 dal 90°. Con le mani Lucchese, Ingallina protegge. La palla rimane in campo, anzi no, secondo l'arbitro. Poi calcia a gioco fermo Ingallina. Si becca l'ammonizione. La punta centrale del Resuttana San Lorenzo subentrata a Virgilio. Reduce anche da uno stop il numero 15 della squadra di Maiocco. Qui intanto Lucchese prova a recuperare, calcia lontano Follari. Seidita. Corre Seidita, prova a passare, lo ferma Corsino, la rimessa è del Resuttana San Lorenzo che gioca. Ingallina, palla in avanti, c'è l'inserimento tentato da D'Amico, chiude però Cannella. Costantino, fermato. Lucchese cerca Ingallina, palla che scende davanti a lui. Ingallina tamponato da Davila, palla rimane in campo, messa in mezzo, allontanata sui piedi di Cacicia che cerca il destro, strozzato e quindi palla fuori. E Cannella che rimette. Batte lungo oltre il centrocampo. Parrinello non arriva, arriva invece Giardina che lotta. Gli soffia il pallone Randazzo, l'entrata di Giardina, calcio di punizione. Uzzo. Giaimo. Uzzo ancora. Cerca di passare su Tornambè, l'arbitro lascia giocare sul contatto, poi Di Leonardo fermato senza fallo. Seidita, sponda su Uzzo, subentra Martino che porta fuori il suo avversario, rimessa Resuttana. Il controllo di Ingallina, cerca di far correre Lucchese, l'intervento di Follari in anticipo, esce palla al piede il numero 2 del Monreale. Follari allarga. Costantino cerca di cambiare gioco, interviene Lucchese in anticipo sul Randazzo, poi Angilella, tocco indietro di Cacicia, calcia più lontano che può Giardina e cerca Ingallina, lo trova. Ingallina allunga la falcata, Ingallina ingressa in area, Ingallina resiste a Follari, poi la palla si perde fuori. Poi Cannella che allontana Ingallina, direttore di gara che a sua volta lo invita a non esagerare. Follari batte lungo, interviene Angilella, poi Parlato per Parrinello. Parrinello fermato dall'intervento di Angilella. La sponda di D'Amico. D'Amico sulla corsa di Lucchese. Poi Ingallina non arriva, arriva invece Randazzo. Parrinello. La palla ancora per Randazzo che cerca e trova Seidita, limite dell'area, Seidita se la porta col sinistro, Seidita tira, deviazione ancora, palla che rimane in aria, l'ultimo tocco di un giocatore del Resuttana, risolve tutto Belmonte. La battuta del numero 1 del Resuttana San Lorenzo, cerca Ingallina ma trova Davì. Poi vola a prenderla di testa Cacicia, anche Davì a staccare col fallo secondo l'arbitro su Ingallina.
Punizione Resuttana a 2 dal 90°. Può respirare, può guadagnare metri e tenere gli avversari lontano dalla zona pericolosa. Si rialza in gallina mentre c'è un cambio nel Monreale. Scocca l'ora di Luigi Greco al posto di Costantino, che ha dato tutto quello che poteva dare in questa partita. Gioco fermo da più di un minuto, siamo ormai nell'ultimo giro di lancette prima del 90°. Vedremo a quanto ammonterà il recupero, mentre in gallina guarda la porta, guarda la barriera. L'arbitro ha già fischiato, quindi Ingallina può calciare. Rincorsa di Ingallina che cerca la porta col sinistro. Sorvola la traversa, non di molto. Cannella difficilmente avrebbe potuto far qualcosa. Ora fa salire i compagni per il rinvio lungo. Di testa Giardina, e non potrebbe essere altrimenti. Parlato, scappa, prova a metterla in mezzo, c'è la palla poi giocata da De Cofano, allontanata dalla difesa del Resuttana, sui piedi di Uzzo che calcia, la palla scende piano piano fuori. 6 i minuti di recupero. L'arbitro opta per il maxi recupero. Recupero che inizia da questo rinvio di Belmonte. Ingallina, la spizza sul Lucchese che può correre. Lucchese portato fuori da Follari, rimessa Resuttana. Lucchese rimette subito. Poi altro fallo laterale per la squadra di Magliocco. Lucchese questa volta verso Ingallina che cerca di sforbiciare, spazza via Jaimo di testa, poi Tornambè prolunga in qualche modo d'amico, poi Cacic al tiro, blocca Cannella. Cannella calcia lungo, 6 dita, non arriva perché lo anticipa Martino, poi colpo di testa di Parrinello, spazza via. Con Tornambè la difesa, a terra Ingallina, l'arbitro sta lasciando giocare, si accorge ora che Ingallina è a terra. Si rialza Ingallina, gioco che è rimasto fermo, dunque è possibile prolungamento del recupero, partita infinita. 6 dita, prolunga dove c'è solo Belmonte, rientra subito Ingallina. È in gioco la palla, Gettino. Batte lungo Belmonte, da via ancora su Belmonte, questa volta l'arbitro non fischia. Poi Follari la scarica su Cannella che calcia subito lungo. 6 dita, la sponda, Parrinello riesce a sfiorarla per tanto che basta per servire De Cofano che rinvia male. Poi 6 dita, fermato ancora da Giardina, monumentale la sua prova in difesa. Davi scorta l'arrivo di Cannella che gioca subito avanti. Jaimo, la battuta, poi sponda col petto di 6 dita, fermato Greco che va a pressare, commette fallo.
Se ne sono andati metà dei 6 minuti concessi dal direttore di gara. Battuta lunga però direttamente in fallo laterale, Resuttana che non riesce a gestire palla. Allora torna in possesso il Monreale, che ha circa 3 minuti per cercare di evitare la sconfitta, e sarebbe la seconda in questa stagione dopo quella del Francolo Monaco contro la Parmonval. Direttore di gara che vuole la ripetizione del calcio di punizione e fa infuriare la panchina del Monreale. Calcio di punizione. Sul pallone c'è Parlato. La palla scodellata in mezzo, colpo di testa a mettere fuori di Giardina. E poi spazza via la difesa. Ingallina, prova a proteggere contro Jaimo che mette il piede. Poi riesce a passare in qualche modo Di Leonardo che vince il rimpallo. Di Leonardo, l'uscita di Cannella. Battuta subito su Parrinello che non riesce a staccare. C'è Seidita che protegge, lo chiude Martino, poi spazza Giardina col piede debole e palla direttamente in fallo laterale. Rimessa per il Monreale a 1,5 dalla fine. Ci prova con tutte le forze che ha la squadra di Di Gaetano. Jaimo con le mani, palla sfiorata, arriva in aria, chiude ancora Giardina, poi lancio ribattuto ancora. L'arbitro non ravvisa estremi per il fallo, concede rimessa al Monreale tra le proteste di giocatori e panchina della squadra ospite. Siamo nell'ultimo dei 6 minuti. Battelungo Tornambè, palla direttamente a Davì che rischia qualcosa contro Ingallina, poi serve Randazzo. De Cofano, la battuta verso l'area di rigore, colpo di testa ancora di Giardina, poi Greco per Jaimo che crossa al centro, l'anticipo in diagonale perfetto di Angilella, poi spazza ancora, questa volta Tornambè, non arriva a Cannella, arriva invece Davì che rischia con questo retropassaggio per Cannella, calcio d'angolo. Ma cosa stava combinando Davì con questo retropassaggio killer sul suo portiere? E qui probabilmente si spengono le speranze del Monreale. La battuta del calcio d'angolo chiaramente rimane nei pressi, non vuole buttarla via il Resuttana che però la perde, poi spazza Tornambè. C'è un po' di tensione. Con Greco e Giardina, storie tese tra i due. Direttore di gara che fa riprendere il gioco, la rimessa, Giardina, la calcia più lontano che può Macceuzzo sulla traiettoria e basta così per l'arbitro. Vince il Resuttana San Lorenzo che batte il Monreale per 2-1, tutto nel primo tempo, col vantaggio firmato da D'Amico, il pareggio sul rigore di Stefano Parlato e poi il gol che si è rivelato decisivo di Caciccia su calcio di punizione. Seconda caduta stagionale per il Monreale, che adesso vede riavvicinarsi proprio agli uomini di Maiocco e rischia di veder scappare in testa alla classifica proprio la Parmonval. Vedremo ovviamente con il prosieguo della stagione come andranno le cose. Intanto vi ringraziamo per averci seguito. Qui dalla Panormus è tutto, ripetendo il punteggio: Resuttana San Lorenzo 2, Monreale 1. Grazie da Sportisili per averci seguito.